banche popolari venete, risparmiatori traditi e soldi svaniti. Allora, eccoci rientrati in studio. Belluco, lei parlava prima con Baretta dei famosi NPL. Spieghiamo ai telespettatori cosa sono? Io la ringrazio di questa domanda per un semplice motivo, che si parla sempre tanto di questi NPL e molto poche persone sanno cosa siano realmente. Ora, gli NPL sono i crediti deteriorati che le banche non riescono più a incassare, perché si sono fermati perché chi li deve pagare non è più in grado di assolvere il suo dovere. Però si devono distinguere in due ceppi, quelli dei grandi debitori e quelli dei piccoli debitori. Quelli dei grandi debitori molto spesso sono stati dati con lassismo, quasi molto spesso senza garanzie sottostanti, e quindi quando si blocca il pagamento diventa difficile poi per la banca riscuotere, perché se non c'è la garanzia sottostante è chiaro che diventa difficile. Per quelli piccoli o medi, molto spesso, quasi sempre, sono fagocitati da tutta una serie di illeciti civili e penali, truffe contrattuali, anatocismo bancario, che significa la capitalizzazione degli interessi sugli interessi, che è vietata dal nostro codice civile. Commissioni e spese non dovute o non lecitamente pattuite. Sommando tutto questo ambaradam, molto spesso, quasi sempre, si supera il famoso tasso soglia di usura. Ora, quando il nostro ordinamento prevede che se c'è il superamento oggettivo del tasso soglia di usura, il contratto diventa invalido e non è dovuto nulla al di là del capitale prestato. Lasciamo stare gli aspetti penali, che ce ne importa poco in questa fase qui. Ora, se noi facciamo le debite proporzioni, che noi possiamo dirlo, ne abbiamo analizzati circa 4.000, e 3.200 sono in contestazione, chiudiamo accordi 3, 4, 5 alla settimana, sentenze ne abbiamo a decine, eccetera. Fatte le debite proporzioni, gli NPL, crediti deteriorati e Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, che sono 50.000, gliene possiamo contestare 40.000, va bene? 40.000 gliene possiamo contestare. Per un controvalore? Il controvalore non si può sapere, perché noi, guardi, eccola qua, non lo posso sapere. Gli NPL, crediti deteriorati, vanno tutti esaminati per un semplice motivo. Come faccio io a sapere cosa hanno combinato questi benedetti quando hanno, per esempio, prestato i soldi chiedendo la contropartita dell'acquisto delle azioni, le cosiddette baciate. Ecco. Nel momento in cui c'è la baciata, è in violazione dell'articolo 2358 del Codice Civile, e già lì c'è un illecito. Ma poi c'è tutta una serie di illeciti dietro, perché stasera doveva venire una signora che non è potuta venire perché era il suo compleanno, che verrà però la prossima volta, che ha avuto una baciata un po' anomala, che comunque ci sono una miriade di illeciti, ma bisogna fare campagna informativa, perché la gente deve sapere che ci può e si deve combattere contro questi NPL, che adesso in Veneto ci sono 2 società di recupero crediti. Una si chiama, che si occuperanno di questo non si sa, recupero. è molto probabile che sia. Una si chiama Banca Ifis e un'altra si chiama Banca Finint, va bene? Queste 2 banche, Banca Ifis, sapete quanti NPL ha in carico, professore? 1.500.000 NPL, per un totale di 12 miliardi e 500 milioni di euro. In quanto tempo smaltirà questa cosa? Questo non lo so, io so solo che nella prossima primavera e anche da subito, dalle prossime settimane, il nostro territorio, l'Italia, verrà messa a ferro e fuoco, non sono parole mie, sono di Giorgio Meletti del Fatto Quotidiano, verrà messo a ferro e fuoco perché ci sono 200 miliardi circa che questi fondi avvoltoio, queste grosse agenzie di recupero crediti andranno a bussare alla porta degli italiani e delle piccole imprese. Un'ultima cosa,
chiedo alle forze politiche, a tutte le forze politiche, indistintamente, ce n'è una sola che finora si è schierata con me su questa cosa qui, di portare a 5 anni il tasso soglia di usura. Portare a 5 anni, anzi mi correggo, a 5 anni il minimo della pena per l'usura. Dopodiché bisogna individuare il responsabile, però ho finito, il responsabile penale all'interno di ogni banca, perché le banche si passano la responsabilità uno con l'altro, alla fine non paga nessuno dal punto di vista penale. Certo. Deve essere portato queste due cose che sono fondamentali per portare le cose. Come ho detto, l'unica forza politica che si è schierata con me è il Popolo della Famiglia con Lorenzo Damiano. Punto. Fulvio Cavallari, allora, prima l'abbiamo accennato, voi siete stati tra i primi a segnalare con degli esposti quello che stava avvenendo alla Banca Popolare di Vicenza. Nel 2008 con Elio Lannutti abbiamo presentato un esposto denuncia dove già si evidenziavano pacificamente sovrastimati, perché di molto superiore agli indici di multiplo di borsa il valore delle azioni, quindi il problema è datatissimo. Oggi che la commissione d'inchiesta parlamentare, la commissione d'inchiesta emerge questo mancato controllo, questa scarsa, come dire, collaborazione, scambio di informazioni, cosa le sembra? Mi sembra scandaloso perché intanto bisogna dire una cosa, che qui è passata, non so se in commissione d'inchiesta qualcuno l'abbia notata, ma guardate che ci sono ben 3 protocolli che coordinano l'attività di scambio di informative, anche a norma del testo unico bancario, fra le 2 authority. Di questi 3 protocolli io sinceramente non ho ancora capito cosa ne abbiano fatto le 2 autorità. Esistono, applicano delle norme del testo unico bancario, vengono in commissione d'inchiesta e raccontano pacificamente che non si scambiano le informazioni, una per la questione del segreto dell'attività di vigilanza e l'altro perché le riceve, quando lo riceve sì e no. Mi pare che non ci siamo. Qui c'è un grosso problema proprio di coordinamento, adesso non voglio dire che la politica non abbia responsabilità, perché è una catena, questo è fuori discussione, però voglio dire, 3 protocolli di intesa che dovrebbero coordinare l'attività di vigilanza delle 2 authority e nessuno dei 3 funziona, e questo mi sembra abbastanza preoccupante. Certo. Scusi, ma è solo preoccupante o si può in qualche maniera agire contro questi che disattendono questi protocolli? Ma qui ci sarebbe parecchio da scavare. Noi stiamo aspettando con ansia la relazione finale della commissione d'inchiesta per analizzarla nel dettaglio, vedere cosa viene fuori, studiarla con precisione e poi di conseguenza prendere le dovute decisioni e determinazioni. Noi attendiamo veramente con ansia la fine di questi lavori, perché è da lì che poi verrà fuori effettivamente quello che è accaduto, quello che non è accaduto, nero su bianco. Armana, guardi questo SMS, perché si deve rimborsare chi voleva guadagnare tanto? Se non vuoi rischiare i soldi si mettono in conto, non in azioni. Cosa dire? Questa è una dimostrazione abbastanza diffusa ed è la prova che la capacità di condizionamento dei mass media è estremamente efficace. Questa persona crede di aver detto una verità e invece ha detto una grande falsità. Allora, purtroppo fin dal primo momento in questa vicenda la politica ha battuto il tasto della speculazione, delle azioni, quindi dell'investimento a finalità speculativa ed è stata sempre perseguita in cattiva fede, sottolineo in cattiva fede, per questo mi fa specie il senatore Barretta quando fa certe affermazioni, quando va sul distinguo io. Un rappresentante dello Stato non deve usare l'io, il rappresentante dello Stato risponde per lo Stato e questo Stato, questo governo, fin dal primo momento in cui è scoppiata la crisi delle banche, ha sempre agito nei confronti dei risparmiatori veneti come questi fossero degli speculatori. La realtà è completamente diversa. Voglio spiegare brevemente a questo telespettatore che risparmiatore è colui che accantona una somma di denaro in vista di bisogni successivi. Speculatore è colui che invece fa degli investimenti a breve termine con la finalità di un guadagno immediato. I risparmiatori delle banche popolari venete, io fra i quali,
avevano i propri denari in queste banche che erano società cooperative con lo scopo statuario di perseguire il miglioramento economico, morale e sociale del territorio da almeno 20 anni. Nella mia famiglia eravamo soci di queste banche da oltre 40 anni come molti qui dentro, quindi noi eravamo i primi risparmiatori. Lo Stato, il governo e molti cittadini si dimenticano di questo aspetto e si lasciano trascinare dalle informazioni dei mass media che sono tutti filogovernativi. Su questo punto io vorrei spendere ancora 2 parole, se mi viene concesso, riagganciandomi alla riflessione che è inquietante ma purtroppo verissima, che in tante occasioni ho fatto anch'io, dell'economista, mi perdoni, non ricordo... Pontelli, Francesco Pontelli. Dottor Pontelli. Noi stiamo assistendo ad un passaggio di denaro dalle tasche dei risparmiatori alle tasche della grande finanza. Con il bail-in e con quello che è il progetto di gestione sociale della Comunità Economica Europea, il risparmio dei cittadini diventa garanzia per il debito pubblico e diventa garanzia per il debito delle banche. Quindi i nostri soldi vanno trasferiti altrove. Quello che voi avete scritto, 220.000 truffati dalla legge abbandonati e dall'altra parte risparmi svaniti, sono svaniti i risparmi, ma non sono svaniti i soldi. Quei soldi sono stati trasferiti in altre tasche e questo è fondamentale che si comprenda, perché molti cittadini, molti telespettatori, molti lettori di Repubblica ed altri giornali di regime non si rendono conto che qua si è assistito soltanto ad un trasferimento di soldi dalle nostre tasche di cittadini onesti lavoratori alle tasche della grande finanza che specula su queste situazioni con la complicità di un ceto politico ignorante principalmente e suddito intellettualmente. Grazie. Allora abbiamo un telespettatore che è in attesa. Allora abbiamo un telespettatore, il signor Raffaele. Buonasera signor Raffaele, lei chiama da dove? Buonasera, chiamo da Padova. Prego, cosa vuol dire? Ma guardi, volevo dire, stavo seguendo con grande attenzione la discussione. Volevo fare così una sorta di profezia. Sapete quando inviterete il sottosegretario quanto verrà da voi in trasmissione? Esattamente 0, perché ci dovrà mettere la faccia. E siccome dai discorsi che ha fatto non credo che abbia tante argomentazioni per poter rispondere a quei 220.000 che sono stati truffati. Cosa ancora più grave, c'è uno spot pubblicitario che sta andando in onda su tutti i network nazionali, no? Che è di MPS, che dice siamo caduti ma ci siamo rialzati e grazie a voi. No, non sono caduti loro, sono caduti i risparmiatori e hanno fatto i froci con il culo dei risparmiatori. Questo è quanto. E mi dispiace che gli editori di punta, come tra l'altro anche la TV di Stato, permetta a questa gente di fare degli spot pubblicitari che sono inguardabili, cioè l'antitrust, l'autority, il garante per le telecomunicazioni. Ma cosa fa? Non sovrintende a queste cose. Primo. Secondo, ultima cosa, vi rubo 30 secondi ancora, io mi occupo di comunicazione e faccio il suo stesso lavoro e mi creda, non esisterà uno spazio all'interno delle mie trasmissioni dove io non attaccherò frontalmente questa gente, perché è ora di finirla, è una politica inesistente, una politica che pacqua da tutte le parti, cioè non c'è nessuno che rappresenta questi poveri risparmiatori, tra l'altro MPS, che ora si viene a scoprire che non è stato un suicidio ma che l'abbiano catapultato da 14 metri di altezza, ma si dovrebbero vergognare. Non hanno argomenti per poter rispondere alla povera gente, questa è la realtà. Perché? Perché è una politica corrotta, collusa, ma non solo con i poteri forti, addirittura con la mafia, l''ndrangheta e la camorra, perché ci vanno al potere con i voti di questa gente. Questo è il paese, questa è l'Italia e mi dispiace dirlo da italiano fiero di esserlo, ma non rappresentato da questi infami senza onore e senza gloria. Questo è quanto, vi ringrazio, scusatemi per la mia... Possiamo invitarla, scusi, possiamo invitarla... Signor Raffaele, vuol venire in trasmissione? Ma guardi, io la ringrazio, io vi ringrazio tantissimo, io vivo di televisione, anch'io faccio il vostro stesso lavoro e quindi vi dico, vi capisco benissimo, mi piace molto il signore con i baffi che ha invitato il sottosegretario, ma sa quanto verrà quell'uomo in trasmissione? 0, perché quando ha chiesto il confronto... Ma l'avevamo già invitato per questa settimana, che sia ben chiaro. Io sono convinto comunque che verrà. Ma non ci verrà, non ha le palle per venire a rispondere, è un servo. Accetto scommesse, ma lei vuole venire? Certo, io
Ma io, se mi invita volentieri, il mio numero centralino ce l'ha. Certo. Grazie. Ce l'abbiamo memorizzato, grazie signor Raffaele. Giovanni Paglia, allora, qua il quadro, viene anche l'ultimo intervento. Diciamo che l'ultimo intervento era uno sfogo, ecco, prendiamolo così. No, io ho ascoltato con molto interesse la signora, la risparmiatrice che parlava prima, e quindi proverò a rispondere come invitava lei da persona seria, ecco, se sono capace. Allora, io penso questo, cioè noi dovremmo evidentemente fin dalle scuole elementari, diciamo, insegnare i rudimenti elementari di finanza ai nostri figli, ecco. Perché questo è un problema evidentemente in Italia, noi non abbiamo abbastanza conoscenza da questo punto di vista. Lo dico perché c'è una cosa innegabile, va bene? Lo dico, diciamo, anche contro il mio interesse in una trasmissione come questa. Le azioni sono sempre uno strumento di rischio, sempre. Cioè, che si chiamino soci o che si chiamino azionisti, che vuol dire la stessa cosa, sono strumenti di rischio. Cioè, chi compra azioni dovrebbe sapere che sta comprando una cosa che in qualunque momento può perdere completamente il proprio valore, come può guadagnare. Ora, dal discorso che lei ha fatto, signora, io capisco una cosa abbastanza precisa, che qui siamo davanti a risparmiatori truffati, perché è del tutto evidente che questi strumenti di rischio non sono stati presentati come strumenti di rischio. Cioè, nella prassi, soprattutto in banche come Popolare di Vicenza, Veneto Banca e le altre popolari, nessuno ha mai raccontato che stavate comprando strumenti che potevano perdere di valore e anche azzerarsi. E io ho visto carte in cui si scrive espressamente, le autorità di vigilanza, Consob in questo caso, scrive espressamente che dentro queste banche ai funzionari e ai dipendenti veniva dato ordine di vendere questa roba come se non avesse alcun tipo di rischio. Allora, quando si ha la consapevolezza che si stanno vendendo prodotti finanziari in questo modo qui, allora aveva ragione chi è intervenuto prima. La questione della truffa diventa abbastanza centrale, perché si è probabilmente truffati tutti. Allora io inviterei a fare questo, anche per non... Il sottosegretario ha fatto un'operazione, io ne sono assolutamente totalmente elettoralistica, sia per come è costruito quel fondo, sia per la cifra che c'è stato messo, bassissima. C'è da assumere una cosa, tutti lo dobbiamo fare, c'è da assumere la consapevolezza, diciamo da qui in avanti, che quando si comprano azioni i soldi si possono perdere, sempre. Perché guardate, chi ha comprato azioni di qualsiasi banca italiana prima del 2007, qualsiasi banca italiana prima del 2007, i soldi li ha persi quasi tutti. Che ha comprato... E quale fa un errore sono maleducato ma lo deve interrompere. Esatto. Sono maleducato ma lo deve interrompere. Perché vede, lei... se prende il microfono, se le passate il eccolo là. Passategli il microfono. Lei fa benissimo. No, è acceso il microfono. Grazie. Allora, lei, senatore, fa benissimo a dire... Deputato. Prego? Deputato. Complimenti. Lei fa benissimo a dire quello che ha detto, ma vede, se una persona comprava delle azioni, per esempio del Monte Paschi, oltretutto consigliati anche dal nostro ex Vabbè, lì le aveva già persi tutti. Quello che è. Sì, però dopo che questa persona aveva tenuto le azioni un po' di tempo e vedeva che perdevano l'1, il 2, il 3, il 4, le vendeva. Certo. Le vendeva a lei le vendeva al suo vicino, eccetera. Allora ognuno di questi signori perdeva un tot per cento. Infatti a lei avrebbero, noi siamo stati azzerati. A lei avrebbero dovuto insegnare, e non l'hanno fatto, che proprio perché la sua azione è, come si dice in gergo, illiquida, è ancora più rischiosa di quella del Monte dei Paschi, non meno, ancora più rischiosa. Una domanda. Allora, no, ma... un questionario MIFID molto specifico
E l'obbligo da parte del funzionario di banca... No, mi lasci finire però, perché io, per carità, bisogna avere anche un minimo di cognizione di causa, giusto? Ce l'ho abbastanza. Benissimo, immagino. Allora dovrebbe spiegarmi come mai su quello che possa essere il questionario MiFID il funzionario di banca, dal momento in cui il cliente non dovesse essere perfettamente informato degli strumenti finanziari che va ad acquistare, dovrebbe tenere un minimo corso attraverso cui spiegare che cosa sta facendo il cliente quando va ad acquistare un titolo o uno strumento finanziario. Allora mi deve spiegare, per cortesia, come mai a noi soci, azionisti, speculatori, ci chiami come vuole. Resta pur sempre il fatto che io, come cliente della banca, e qui non mi sembra ci siano economisti, e non mi sembra ci siano neanche persone... No, mi lasci finire però, per cortesia. Perché allora a questo punto mi sento doppiamente preso per il culo. Perché a questo punto dico, se il funzionario di banca doveva spiegarmi che cosa stavo facendo, e non sto parlando per me purtroppo, perché io sono stato costretto come azienda ad acquistare le azioni, altrimenti mi venivano annullate le linee di credito, mi deve spiegare lei... Qui, visto che non ci sono economisti, a quanti di queste persone sono state spiegate effettivamente gli strumenti finanziari che stavano andando ad acquistare? Mi spieghi, perché io non l'ho capito. Ma se lei mi ascolta... Sono stati falsificati i MiFID. Ah, eccoci qua. Allora, siamo passati tutti a profilo di... si può parlare in questa... Dopo, se lei avesse ascoltato quello che ho detto, ma sono io che non sono stato chiaro, io le ho fatto una premessa e le ho detto queste condizioni non sono state rispettate, e se queste condizioni non sono state rispettate, ed è così per tutti, d'accordo? In queste banche è così per tutti, perché le MiFID sono andate come ha detto lei, perché il modo in cui sono state piazzate le azioni non è corretto, perché le informazioni non sono state correttamente. Voi sapete, e lo sapete meglio di me, che nella maggior parte dei casi, anche sulle MiFID, quando risultavano non appropriate, venivano modificate un minuto dopo. Perfetto. Allora mi spiega. Allora, questa cosa qui si chiama truffa. Ah, bene, ok. Benissimo. Questa cosa allora qui, siamo questo le tutti sto quanti dicendo. In queste banche, dal mio punto di vista, è inutile andare a cercare il pelo nell'uovo e andare a dire truffato sì, truffato no, perché siamo davanti ad una situazione che è in sé una truffa. Quindi dal mio punto di vista gli azionisti di Veneto Banca e di Popolare di Vicenza, ma questo l'ho detto dall'inizio, cioè non dall'inizio qui, dall'inizio di tutta questa questione, hanno diritto al risarcimento. Non si può far passare il principio, e credo che sarete d'accordo anche voi, che qualsiasi azionista perda valore nel mondo ha diritto ad un risarcimento. Perfetto. Perché allora, l'azione è quello che è. In questo caso bisogna riconoscere che c'è un'eccezione che riguarda tutti. Bene. Perché siamo davanti ad una prassi non individuale in cui un prodotto è piazzato male, ma ad una situazione in cui in modo organizzato quel prodotto è stato piazzato male. Questo allora... è quello che la politica deve capire e per cui si deve riconoscere un diritto qui. E per questo che io non sono d'accordo con quello che diceva il sottosegretario Baretta. Perché in termini assoluti io sono d'accordo con lui a dire non tutti gli azionisti sono uguali, solo i truffati. Ma qui bisogna riconoscere che siamo in una situazione eccezionale, questo è il punto. Esattamente, vedete che ci siamo capiti alla fine? Beh, certo, ma allora mi scusi, perché il Presidente della Commissione ha fatto le affermazioni che ha fatto non più tardi di 15 giorni fa? Perché stava difendendo quasi Banca d'Italia. Attenzione, i MiFID non è che vadano dal tabacchino, il MiFID vanno non giù. No, i MiFID con Banca d'Italia non c'entrano niente. Non c'entrano niente, con la Banca d'Italia ci sarà pur qualcuno che verifica questi dati, giusto? Quella è la Consob, non è la Banca. Allora, ma vede, ma allora c'è una responsabilità oggettiva? C'è una responsabilità enorme, perché quando sono stati autorizzati per gli aumenti di capitale di Veneto Banca, per dirne una, chi doveva autorizzarli sapeva benissimo che quelle azioni non valevano quella cifra lì. Se io mi comportavo male a scuola, a casa, pagava. C'era pur sempre qualcuno che mi faceva pagare. Esattamente. E qui la cosa più scandalosa è che non pagano gli amministratori. Non solo perché c'è la prescrizione, ma perché in questo paese non ci sono neanche le leggi, al di là della galera, al di là del carcere, non abbiamo nemmeno leggi che garantiscano
sull'esproprio dei beni, d'accordo? Neanche questo abbiamo, neanche questo abbiamo. C'è Luigi Ugone che si è prenotato per intervenire. Molto civile, visto professore? Certo. Se permettete, prima una domanda veloce al deputato che è in Commissione Banche, no? Perché c'è qualcuno che spera nel risultato finale della Commissione, che come dice l'articolo 117 che la costituisce, deve per forza fare una relazione finale, quindi la somma di tutto il lavoro, a un anno dalla Costituzione. Saremo elezioni e quindi non ci sarà, vuole dire lei oppure... No, ci sarà, nel senso che la Commissione deve fare una relazione o più relazioni. A 6 mesi, no, mi perdoni, la normativa dice una cosa specifica, la prima pre-relazione a 6 mesi, non prima e non dopo. La commissione, mi faccia finire, la Commissione ha un anno di tempo per lavorare e dentro i primi 6 mesi c'è uno step intermedio. Non vi pare che dal momento che la Commissione dall'inizio ha assunto il fatto che non avrebbe avuto un anno per lavorare, ha già determinato che concluderà i suoi lavori ispettivi con la fine dell'anno sostanzialmente e che si prenderà anche a Camere sciolte, su questo abbiamo già interpellato i Presidenti di Camera e Senato che hanno dato anche a Camere sciolte, noi scriveremo la relazione conclusiva. Quindi la relazione conclusiva verrà scritta fra gennaio e febbraio sostanzialmente e verrà scritta. Non credo, le anticipo, che ce ne sarà soltanto una. Molto probabilmente, visto come stanno andando le cose, avremo una relazione di maggioranza e una o più, questo poi lo discuteremo con le opposizioni, una o più relazioni di minoranza, come spesso accade nelle commissioni d'inchiesta, perché temo così a naso che noi e il Partito Democratico, le ho fatto solo una domanda, per il mio parere non ci troveremo d'accordo sulle conclusioni. Se posso poi concludere il ragionamento, perché dopo lei ha tirato fuori insieme con gli altri un sacco di spunti e io volevo fare un piccolo... Io sono scettico su quello che lei mi sta dicendo oggi, perché la normativa l'ho letta bene. La Commissione deve fare una relazione prima, pre-relazione a 6 mesi e probabilmente, se va ancora così il clima elettorale, saremo alle elezioni e Cappelletti lo sa bene che saremo alle elezioni molto presto. Saremo alle elezioni dopodiché Grasso ha anche detto che tutte le commissioni si sciolgono insieme con il governo e poi possono lavorare per le relazioni. Se mi permette, stiamo parlando della Commissione che ha secretato la lista dei creditori delle due banche, no? La Commissione non ha secretato nulla perché non ha potere di secretare. A noi arrivano atti secretati e non abbiamo il potere di liberarli. Mi perdoni anche su questo. Casini ha secretato d'ufficio, sotto richiesta del commissario Viola, i 2 elenchi dei 100 debitori. È uscito scritto anche sul Corriere della Sera. Mi perdoni, io dopo... questo è il dato di fatto. Il giorno che l'ha annunciato è venuto fuori sui giornali. Perfetto, esatto. Quindi, ma è che ci sia una secretazione è un dato di fatto. Che poi questa secretazione abbia effetto zero, questo è un altro discorso ancora. Comunque, ma andiamo avanti. Non è una Scusate, io mi sono prenotato alzando la mano, scusate, finisco il discorso giusto per correttezza. Dopodiché voglio uscire anche da questo equivoco, no? Lei mi piace perché ha detto una parola che non ha detto nessuno, tutti. Allora, però dobbiamo stare al dato di fatto, no? Il dato di fatto è aggiotaggio. Come diceva nel pubblico prima, l'aggiotaggio riguarda il valore delle azioni. Il valore delle azioni era 20 reale. Si svolgerà a Vicenza il processo più semplice della storia italiana, perché da 20 a 62, lo ha detto l'ufficio tecnico della Procura, se non è aggiotaggio questo, non esiste aggiotaggio. Quindi penso che sul fatto dell'aggiotaggio ci sia la sentenza più veloce della storia, che Cappelleri potrà nel giro di qualche mese dare già risultati se avrà voglia di farlo. E questo è un dato di fatto. L'aggiotaggio colpisce tutti e di conseguenza, come diceva Baretta prima, e lui sottoscrive la questione delle vittime, che non sono vittime perché quando ho firmato il MIFID non sapevo cosa firmavo, perché magari lo sapevo anche, ma se dall'assemblea del CDA della banca esce un valore falsificato perché il bilancio è falsificato e perché il triennale è falsificato e perché tutti i finanziamenti che io do alle aziende, e fatalità sono sempre le stesse su tutte quante le banche, Vimet, Acquamarcia, diciamole queste cose perché sennò ci priviamo della verità, no? Ok? Sono sempre quelle. Bene, se questo non fosse, le banche sarebbero sane.
come lo sono state per 150 anni. E queste azioni illiquide, come dice lei, erano a rischio praticamente zero. E sa perché? Perché le banche popolari nascono, lo dice la storia e il professore ce lo insegna, per una questione di civiltà. Lo sa che le popolari nascono per una questione di civiltà? Lo sa? Bene, allora se lo sa, quello che ha detto l'improprio, nella civiltà della banca popolare, io, piccolo risparmiatore, che avevo 100 euro risparmiati al mese, valevo esattamente quanto il grande risparmiatore che risparmiava 1 milione, perché i risparmi hanno la stessa dignità e nella gestione del risparmio, perché quelle azioni gestivano il risparmio e la nascita della banca. Attenzione, questo non lo dice nessuno, ma è questa la grande verità. Come diceva l'avvocato prima, non possiamo cadere negli equivoci qualunquistici, dobbiamo andare alla verità. Queste azioni gestivano il risparmio, di conseguenza siamo tutti risparmiatori, siamo stati aggiotati nostro malgrado, professore. Di conseguenza siamo tutti vittime, non ci può essere un fondo per delle vittime che decide Baretta. Questo è inammissibile e noi lo combatteremo fino alla fine ed è per questo motivo che non andremo con le altre associazioni filo governative sabato a Vicenza a promuovere questa iniziativa, perché è un'iniziativa che è senza copertura, colpisce e dà soldi a un soggetto che ha una sentenza già passata in giudicato e che è poi, dopo aver avuto una sentenza passata in giudicato, è stato giudicato egli stesso incapace di intendere ciò che sottofirmava da un altro commissario, quindi fine vita mai. Questa è l'Odissea, qua diamo i soldi a nessuno, solo che non è quel bell'omino che va in giro per nave, è proprio nessuno. Ugo, ne facciamo rispondere anche perché ho un telespettatore che sta aspettando. Cavallari. Dire che Adusbef domani mattina invece sarà a Vicenza al teatro Viale Mazzini, assieme comunale. a tutte le altre associazioni di consumatori di rilievo nazionale o comunque non perché siamo filogovernativi, perché noi non siamo proprio filogovernativi per nulla. Noi andiamo al Teatro Comunale di Vicenza per sentire tutte le categorie politiche, tutti i politici che abbiamo invitato. Abbiamo invitato il Movimento 5 Stelle, abbiamo invitato il PD, ne abbiamo invitato tutti i colori. Quindi noi non avete invitato noi. Guarda, su questo adesso l'organizzazione di specifico. No, quando dici tutti. Ma hanno invitato, allora, se hanno invitato, l'organizzazione è aperta a tutti possono venire. Siamo stati invitati. Però mi perdoni, forse posso andare avanti? Sì, no, comunque, tutti quanti è aperta a tutti possono venire. Io ce l'ho l'invito, se vogliamo leggerlo. No, vabbè, ma adesso questo è un altro paio di mani. No, è questo di cui si sta parlando. Posso finire? Allora, comunque, noi domani mattina interloquiremo con tutto il mondo, l'apparato politico, perché vogliamo insistere, vogliamo perseguire il nostro obiettivo, che è quello di raggiungere un fondo adeguato per tutti i risparmiatori. Questo è buon telegrafico. Telegraficissimo, questo è l'invito e il fondo per i risparmiatori non viene sponsorizzato domani, ma domani viene sponsorizzato esattamente quello che ha detto Baretta, e cioè il fondo per le vittime da reato finanziario, che dice l'invito, e quindi lo voglio leggere, che dovrà passare questa settimana e che tutti speriamo possa essere soddisfacente per i risparmiatori traditi. Noi ci siamo presi la briga di fare i conti all'interno della banca e di proporre 4 miliardi perché ci sono, ok? Questi sperano ancora, poi loro si chiamano non filogovernativi, meglio per loro. Io ho la mia idea ed è completamente diversa. Non siamo filogovernativi perché abbiamo evitato tutte le categorie politiche. Quello che vuole Baretta. Noi non stiamo sponsorizzando assolutamente quello che vuole Baretta. Noi abbiamo messo un mattoncino. Insomma, da quanto ne so io sono stati invitati tutti, per quanto ne so io. Vabbè, comunque c'è un problema di comunicazione. Scusate, allora domani c'è questa manifestazione al Teatro di Vicenza, quindi tutti sono invitati, che siano stati invitati formalmente o no, tutti possono presenziare, ok? Abbiamo risolto il problema. Non deve funzionare così dal nostro punto di vista, non deve funzionare così, perché se ci sono dei rapporti fra associazioni, i rapporti devono essere chiari, trasparenti, non ci sono associazioni di prima categoria e associazioni di seconda categoria. Si sono trovati le associazioni, quelle organizzate a livello nazionale,
figlie dei sindacati, figli di strutture mastodontiche che assieme alla tessera sindacale, non sto parlando di te, sto parlando in generale, dopo se vuoi parlare... non ho usato il termine Adusbef in questo momento. Siccome eravamo anche io non credo. Vabbè, allora se mi lasci finire, ok, altrimenti io non ho usato la parola Adusbef, io sto parlando di domani chi si incontra. Domani si incontrano le associazioni che sono di categoria, che sono le figlie dei sindacati, che vendono la tessera di iscrizione all'associazione dei consumatori assieme alla tessera sindacale. Queste associazioni che noi abbiamo contattato per centinaia di volte ufficialmente ci hanno detto che loro con noi non vogliono avere rapporto. Improvvisamente, in questo momento straordinariamente delicato in vista delle elezioni, queste associazioni trovano un punto di aggregazione e domani vanno a Vicenza a sostenere una proposta che mi pare non sia molto lontana. Va bene, voi non lo sosterrete, buon per voi. Noi ma andiamo ad analizzare i contenuti, dopodiché ne discuteremo. Va bene, siccome questa riunione, no perdonami un secondo solo, questa riunione è figlia di una precedente riunione nella quale è stato dibattuto l'argomento. Quale? Non lo so, mi è stato detto che è figlia di una precedente riunione nella quale è stato dibattuto l'argomento. Dopodiché è stato fissato l'incontro di domani. Sinceramente mi cogli completamente impreparato. Comunque ripeto, allora sei preparato perché questa riunione... si deve andare al nocciolo della questione. No, il nocciolo della questione domani è che andiamo a sollecitare la classe politica di nuovo. Voi andateci, noi non ci veniamo. E voi non siete d'accordo? Noi non ci veniamo perché... Siete stati chiari, è chiara la No, ma il sottosegretario Barretta Barretta, il centro politico, si dimentica che ci sono le associazioni dei risparmiatori, che siamo noi, Lo domandiamo quando c'è il senatore, scusate, non possiamo discutere senza la persona, anche gli ascoltatori devono sapere senza la presenza della persona coinvolta. Andiamo avanti, c'è una telefonata. Abbiamo il signor Mario da Rovigo che è in attesa. Pronto? È caduto nel frattempo. Noi siamo risparmiatori, Consob e così via. Non ce n'è uno dentro che sia risparmiatori. Hanno alcuni clienti risparmiatori, ma è una cosa ben differente essere cliente e far parte di un'associazione di risparmiatori. Non andiamo a confondere le cose, perché in questo momento in cui si specula sulle parole, e l'abbiamo visto parecchie volte questa sera, è il momento di fare chiarezza, come su certi passaggi a cui faceva riferimento anche il senatore, l'onorevole prima. Perché noi quando andiamo ad affrontare il tema dell'educazione fiscale, dell'educazione finanziaria, ci dimentichiamo che siamo all'interno di uno Stato che è organizzato ed estremamente costoso per sollevare il cittadino da certi oneri. Noi abbiamo meccanismi di controllo, specialmente nel campo della finanza, che sono deputati allo Stato e che lo Stato svolge attraverso propri organi, che si chiamano Consob e che si chiamano Banca d'Italia. Se Consob e Banca d'Italia ci leccano la loro missione, la responsabilità io la vedo nello Stato, sarà lo Stato dopo a trovare la soluzione, non debbo essere io a cercare la soluzione nel singolo funzionario, è lo Stato, perché è lo Stato che garantisce per noi cittadini. Abbiamo recuperato il signor Mario. Buonasera signor Mario, lei chiama da Rovigo, vero? Sì, buonasera, complimenti per la trasmissione, siete veramente utili a darci le informazioni giuste anche. Niente, io sono un conto correntista, anch'io ho il mio conto corrente in una banca e mi hanno fatto la stessa proposta che hanno fatto a questi signori che sono stati truffati, come avete detto, no? Io ho detto siccome non me ne intendo di queste cose, non voglio investire in nessuna cosa, dico io i miei risparmi li tengo sul mio conto corrente e quando ne ho bisogno li prendo. Ma le spese bancarie, l'erosione, l'inflazione, una cosa, provi a investire, facciamo un contratto, sottoscriviamo un contratto, facciamo tutte le cose in regola. Allora dico, guarda, io non me ne intendo, io voglio lasciateli lì e non voglio saperne altro e i miei soldi sono ancora lì. Questo voglio dire, se le persone sono state attratte da guadagni facili o perlomeno molto più vantaggiosi, sono problemi di quelle persone lì che hanno accettato, hanno firmato, hanno fatto un contratto nelle pieghe di queste clausole. Sicuramente ci sia scritto che perdevano tutto se andava male,
Loro si sono fidati della banca, io non mi sono fidato, i miei risparmi sono ancora lì. Chiarissimo. Io mi sento un risparmiatore e non investitore, oppure un speculatore. Se loro invece hanno accettato un guadagno che gli sembrava facile, come gli è stato proposto da questi banchieri, sono problemi loro. È stato chiarissimo, signor Mario. Dove c'è scritto che c'è il rischio di perdere questi benedetti soldi in queste azioni e queste subordinate. C'è un problema loro. Io non ho accettato, i miei soldi sono ancora lì. Non è un buon motivo perché è uno stupido di fregarlo. Non so se rendo l'idea. C'è anche il signore Ladia, prego. Buonasera. Buonasera. Io questa sera sono venuto qui pensando di avere delle soddisfazioni, purtroppo mi ravvedo. E perché? Perché prima di tutto i nostri onorevoli al momento non si danno da fare per niente. Io sono un pensionato con 1.200 euro al mese, soldi da mettere in banca ancora, non ce n'ho più, non so dove devo andare a prenderli. E voi sapete benissimo che per andare a mettersi un dente ci vogliono i soldi, per andare a fare una visita ci vogliono i soldi, la nostra sanità sta funzionando così, abbiamo perso tutto. Io ho sempre votato a sinistra, lo ripeto, mi vedo pentito, sono rimasto deluso al 100% oggi come oggi. Certo. Signor Mario, è ancora in linea? Sì, certo. Prego, non so se vuole aggiungere qualcosa. No, niente, che io non posso comprendere la loro delusione, ma credo che tutte queste persone abbiano un contratto in mano con la banca e non credo che gli abbiano puntato una pistola alla testa e gli hanno detto lei investi i soldi se no le facciamo questo. Loro hanno firmato, avranno un contratto in mano dove hanno accettato di investire adesso, queste azioni. Adesso le rispondiamo, signor Mario, grazie. Vogliamo sentire dall'avvocato Cavallari com'era il trucco per far sottoscrivere le azioni. Ma io volevo, posso dire una cosa? No, allora, stiamo un po' calando di livello e cerchiamo di invocare l'educazione finanziaria alle scuole elementari e alle scuole medie. Questa è proprio una stupidaggine capitale, perché alle scuole medie, quando io andavo alle no, ma glielo spiego per quale motivo. Perché io quando... le vorrei difendere, no, chiaro. Non le vorrei affidare, come dire così. Se mi lascia spiegare, purtroppo ce l'hanno. No, ma se mi lasciate spiegare il concetto, se no non andiamo avanti. Se mi lasciate spiegare il concetto, allora, perché a scuola bisognava insegnare educazione civica, che quando andavo a scuola io la facevano, e quando la tolsero nel 60 o 71 chiese a mio papà. No, io la facevo negli anni 80. No, non c'è più l'educazione civica. E chiesi a mio papà, ma per quale motivo tolgono l'educazione civica? Lui sa cosa mi rispose? Te ne accorgerai tra 30-40 anni. Punto 1. Seconda cosa, per cui cercare di chiedere ai professori delle elementari di spiegare cos'è la finanza è proprio una stupidaggine. No, ma guardi, le ho detto che forse spiegare cos'è un'azione, che è uno strumento di è una stupidaggine epocale, i bambini devono divertirsi, imparare. No, lei è un bambino lei mi viene a dire per cortesia che è un bambino a 10 anni. Facciamo alle superiori così ci capiamo meglio invece che alle elementari. Ecco, cosa mai il discorso? Allora, se il problema era le superiori invece che le elementari siamo d'accordo. Seconda cosa, io lo conosco personalmente, il titolare di Banca Ifis. Banca Ifis è la prima banca di factoring italiano. Di fronte alla perdita, alla negazione da parte delle banche di scontare le fatture, se non ci fosse Banca Ifis non ci sarebbe più liquidità. Dopo lei i proventi li investa anche in NPL, è un fattore, lei è un operatore finanziario, di conseguenza va dove il denaro. Ma ricordiamoci che la funzione istituzionale di Banca Ifis è quella di scontare le fatture alle aziende, quindi non diciamo che Banca Ifis è una speculatrice, è anche una che compra gli NPL, esattamente come fa lo Stato che li manda all'SGA a Napoli e che ci ha messo 18 anni per recuperare. Mi faccia finire. Secondo, è questo il discorso. Poi parliamo di banche. Qua tutti si dimenticano chi tolse l'obbligatorietà dell'indicazione del rischio sui titoli venduti alla clientela. Chi fu? Il governo Monti, che tutti hanno votato, tutti dall'arco dalla destra alla sinistra, il governo Monti tolse l'obbligatorietà. Secondo, noi ragioniamo ancora come se le banche fossero piene di soldi.
Ragazzi miei, vediamoci in testa una cosa, le banche sono alla canna del gas perché il denaro non costa più niente, non hanno più marginalità. Provano con i PIR o con la vendita di prodotti finanziari a tutti quelli che hanno i conti fermi, e guardi, ci hanno provato anche con me. A un certo punto, dopo 40 minuti, ho detto: ma lei che lavoro fa? Gli ho detto il mio lavoro, ho detto: ah vabbè, lo lasciamo perdere. Questa è la realtà. Loro sono le banche, gli istituti bancari stanno cercando stanno chiudendo mediamente un terzo delle sedi, licenziano ogni mese dagli 800 ai 1000 dipendenti senza che nessuno dica niente, e stanno cercando di trasformare tutti quanti i funzionari in commerciali, cioè che vadano presso le famiglie e che vadano a proporre il buono, quello che è. Certo. Tanto è vero che a un certo punto delle trattative ti dicono: ma guardi che questo prodotto è assicurato al 90%. E io gli ho domandato: ma sei sicuro? Perché devo assicurarlo? E là si è fermato. Le banche sono in crisi di liquidità e di marginalità, di conseguenza non si può pensare che questi stiano fermi. Loro stanno cercando di vendere prodotti tossici, diciamolo pure tossici, ma questo è il loro mestiere. Non possiamo pensare che questi vadano in giro a proporti gli affari. Gli affari non ci sono, perché ricordiamoci anche una cosa: abbiamo inondato il mondo di denaro col quantitative easing. Qual è l'effetto? Che abbiamo pagato pochi interessi sul debito, certamente, ma che il denaro come strumento non vale niente. È come se noi avessimo dei mulini che fanno farina e i panifici dopo aver fatto pane non lo dovrebbero più utilizzare. Il denaro, col denaro, da adesso per i prossimi 10 anni, se vai a pari, è già grasso. Cappelletti, vuole aggiungere qualcosa a questa analisi? Rispondo al telespettatore, certo. Mario, che ha chiamato e pone per la seconda volta una questione che io a Roma, tra l'altro, distante dal Veneto, distante dalle sedi di Veneto Banca e Popolare di Vicenza, mi sono sentito ripetere spesso. Ossia, vabbè, sono investitori in capitale di rischio, l'investimento è andato male, quindi perché dovrebbe intervenire lo Stato? Perché ci sono 3 elementi. Qui, primo, c'è stata malversazione. Allora, se c'è stata malversazione, e pare che dalle indagini che sono in corso questo sia assodato, allora nasce in capo a questi soggetti un diritto ad un risarcimento. Secondo punto, c'è stata mancanza di efficacia nei controlli da parte degli enti che erano preposti a controllare. Abbiamo il professore Della Bocconi. Io capisco il problema della formazione, ma nel caso specifico, cioè questo scandalo Popolare di Vicenza Veneto Banca, la formazione non c'entra assolutamente nulla. Un risparmiatore tipo poteva essere tranquillamente un docente universitario che si affida alla perizia di un collega della Bocconi, che è l'università più prestigiosa d'Italia, che viene a Vicenza e firma la perizia che attribuisce 62,50 € di valore ad un'azione che non valeva da lì a qualche mese neanche 10 centesimi. E poi il terzo elemento, il terzo tradimento, sono cambiate le regole. Cioè io investo, ma le regole, le leggi, investo in una situazione di regole date. E poi la politica mi cambia le regole e mi rende impossibile a dire alle vie legali per ottenere un risarcimento, perché la parte sana delle banche la prende e la regala a Banca Intesa. E allora come faccio? E c'è una responsabilità della politica. C'è una responsabilità della politica perché le figure apicali di Consob e di Banca d'Italia sono figure politiche. Se andiamo a vedere, sarebbe bello che i dati relativi alle società che non ripagano i debiti nei confronti delle banche fossero resi pubblici. Noi sappiamo che il primo debitore su Veneto Banca, adesso aspettiamo Popolare di Vicenza, il primo creditore del Monte dei Paschi di Siena, la tessera numero 1 del Partito Democratico. Guarda caso, una banca gestita fino all'altro ieri dal Partito Democratico, il primo creditore, legato naturalmente alla nascita del credito più importante, ovviamente incagliato, del Partito Democratico. Ora, noi abbiamo votato la legge di bilancio ieri e si dice spesso ma non ci sono mai soldi per fare nulla, per le cose importanti. Nella legge di bilancio c'è una norma che è diventata legge, poi adesso vedremo, è stata approvata, un emendamento, tra l'altro a prima firma Santini, quindi anche un collega senatore qui del Veneto. Adesso vedremo alla Camera come si comporteranno rispetto a questo
specifico aspetto, ma che è sostanzialmente un condono per 3 multinazionali che operano nel settore della rigassificazione, che crea un danno erariale molto più elevato del fondo che è stato istituito per ridurre il danno a 210.000 famiglie truffate. Cioè solo il condono dell'IMU... Lo spieghi meglio, perché forse non tutti riescono a seguirla. Allora, ci sono 3 società che gestiscono rigassificatori nel nostro paese. E la Guardia di Finanza si è attivata negli ultimi anni, negli ultimi mesi, tramite i comuni, per esigere che venga pagata l'IMU, così come deve essere corrisposta da qualsiasi realtà che ovviamente è assoggettata a questa tassazione. Se consideriamo l'imposta dell'anno corrente più degli arretrati non pagati, il solo comune di Livorno, che è un'unica società che interviene con questo tipo di servizio, vanta crediti nei confronti di quella società per oltre 30 milioni di euro. Bene, un emendamento provvidenziale del senatore Santini, evidentemente come capogruppo della Commissione Bilancio del Partito Democratico, di fatto ha condonato l'arretrato, il presente e il futuro di quest'onere, di questa tassa per quanto riguarda i rigassificatori. È importante perché da un punto di vista di denaro il danno che ne consegue per le casse dello Stato è il doppio sostanzialmente di quanto che viene poi riconosciuto e inserito nel fondo, che avrebbe dovuto invece avere un'importanza anche da un punto di vista sociale molto maggiore. E questa è una cosa che indigna. Certo Cappelletti. Abbiamo un altro telespettatore, dopo lo faccio intervenire, signora Annarita. Certo, sì, adesso facciamo tutto. Abbiamo il signor Ernesto da Udine. Buonasera signor Ernesto. Sì, buonasera, io avevo chiamato anche venerdì passato. Prego. Inutile che ci chiamino speculatori, infatti io ero d'accordo a perdere anche l'intero patrimonio, che ho investito una grossa cifra in queste azioni qua, però come ha detto l'onorevole, mi trovo d'accordissimo anch'io, noi le abbiamo pagate 62 quando erano state valutate 20, giusto? Perciò lì è già una truffa acclamata e basta. Ecco, in quanto volevo dire al signor Ugone, non si può tanto battere i pugni contro il sottosegretario Beretta, perché sappiamo benissimo che la transazione che è andata a buon fine, perché la banca era contenta ad accettare il 70% della transazione, purtroppo, ahimè, quegli azionisti che hanno firmato ormai non possono chiedere niente, giusto? Perciò il danno a me sembra, ho fatto 4 conti della serva, non sembra che siano tanti soldi da sborsare al 30% rimanente delle azioni che devono ancora essere indennizzate. Cioè io questo volevo capire. Dopo io per esempio ho 2 contratti, sono stato azionista prima a Concentrazioni, mi hanno fatto entrare azionista a Concentrazioni e volevo anche vedere se c'era qualche azionista lì nei miei panni. Mi trovo l'operazione risulta appropriata al profilo del cliente, va bene. Dopo ho preso il secondo turno di azioni, un investimento molto grosso, dove mi trovo il contratto che l'operazione risulta non appropriata al profilo del cliente. Allora è inutile che i telespettatori ci chiamino, cioè questa è una truffa acclamata. Ecco, volevo un momentino se mi spiegate anche il discorso di Ugone, ha ragione per l'amor di Dio, però la transazione ormai è andata, avevano la possibilità di scegliere o accetto o no. Io ci ho pensato 3 mesi cioè io guadagnavo una barca di soldi ad accettare la transazione, non l'ho accettata perché appunto l'investimento era molto grosso. Le rispondiamo adesso. Volevo un momentino se... Ecco, adesso le rispondiamo. Grazie signor Ernesto, grazie. Anche ai suoi ospiti. Grazie. Allora, abbiamo vari interventi già prenotati. Ugo, non vuole replicare subito? Sì, posso? Veloce. Allora, il telespettatore ha ragione. C'è chi ha accettato la transazione, ma fuori dalla transazione... Allora, ci sono stati degli equivoci questa sera e vanno chiariti. Al di fuori della transazione restano il 40% delle famiglie venete. In più, in questo fondo vittime che vuole istituire il governo, insieme con altre associazioni, ci sono anche quelli di Banca Etruria, Cari Ferrari e tutte le altre banche. Quindi sono centinaia di migliaia di famiglie lo stesso. Ma comunque sia, quello che poi, andando al nocciolo del discorso, ripeto,
uscendo da quello che è l'attacco, la correggo anch'io, non si può pretendere di informare, dire alla gente si deve preparare sugli strumenti finanziari, perché con questo equivoco finiamo che domani andiamo all'ospedale, dovremo anche essere esperti di medicina se il medico ci sbaglia la ricetta, e dopodomani ancora, se passiamo, no scusate, dopodomani ancora se passiamo in un ponte con delle crepe dovremo essere ingegneri per capire che se casca è colpa nostra, cioè non si può, guardi deputato, mi perdoni, lei si dovrebbe battere per pene severe e certe e basta, quello basta e avanza, severe e certe verso questa gente, non basta, severe e certe, perché questo paese da quando ha cominciato con il lassismo di un passetto alla volta siamo finiti dove siamo, e comunque sia, l'ultima parte, il governo che ha poche risorse, vi do anche questo se non lo sapete, perché abbiamo guardato tutti gli emendamenti, ha presentato un emendamento a copertura per l'IVA agevolata sulle ostriche. E si parla di decine di milioni di euro. Ora che ci vengano a pigliare per il naso dicendomi che ci sono solo 50 milioni per i risparmiatori, certo, signori questo miei, non ci sta, chiarissimo. Signori, questi vogliono la guerra. Chiarissimo. Annalita, prego. Dopo dobbiamo andare in pubblicità. E dopo c'è Bellucco, ma... Non c'è dubbio. Mi fa piacere che l'abbia detto, perché vuol dire che una persona l'ha capita, tanti non l'hanno capita. Un'altra cosa, noi nella nostra vita tutti abbiamo fatto un lavoro di 35 a 40 anni e eravamo esperti nel nostro lavoro. Quando andavamo in Banca Popolare di Vicenza, io e tantissime persone, perché io sono una persona che si occupa tantissimo del sociale, che conosce un disastro di gente, tutte le persone che sono andate in banca era il posto più sicuro per mettere i loro risparmi. Allora uno cosa deve fare? Io di soldi non mi sono mai occupata nella vita, perché non mi interessavano. Però ad un certo punto vai su con gli anni e devi mettere da parte qualcosa per la tua vecchiaia. Non c'è dubbio. Giusto? Certo. Allora, se non vuoi essere un peso sulla società, devi mettere qualcosa, perché siamo persone oneste. Allora dico a voi politici, fate le cose serie, quelle che contano, non parlare solo, agite, che è ora in Italia di agire, perché siamo in mano, guarda, mi dispiace dirlo, ma siamo in mano a un poco di buono. Io personalmente non saprei cosa votare. Io non glielo consiglio stasera. Ci penserò in questi mesi e vediamo se Padre Eterno mi dà un'ispirazione. Allora ci fermiamo un attimo. Bellucco però dopo risponde a Pontelli. Allora andiamo un attimo in pubblicità, torniamo subito. Appena ritorniamo subito comunque, a tra poco. Hai visto?